Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Viola la misura del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna e la vessa con atti intimidatori. È stato arrestato uno stalker dagli agenti del commissariato di San Sabba a Trieste. Ora l'uomo si trova ai domiciliari. La misura cautelare, effettuata nei giorni scorsi, ma resa nota oggi, è stata emessa dal GIP di Trieste, su richiesta del pubblico ministero titolare del fascicolo. Già in precedenza l'uomo era stato destinatario di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi all'ex fidanzata. Le indagini da parte del settore anticrimine del commissariato sono state avviate in agosto, dopo la querela della donna, stanca e impaurita dei numerosi atti vessatori subiti dall'ex compagno. La donna aveva anche trovato appese su diversi pali della luce della città e sulle fermate degli autobus delle fotografie ritraenti il proprio volto, a cui aggiungevano delle scritte, in alcuni casi anche ingiuriose. L'ex fidanzata aveva raccontato che durante la relazione l'uomo in diverse occasioni l'aveva pedinata per strada, l'aveva costretta a rientrare a casa oppure l'aveva insultata per essere in compagnia di altre persone, soprattutto maschi. Una situazione insostenibile che l'ha indotta a interrompere la relazione. Tra le vessazioni, e sempre la sua testimonianza di investigatori, lo stalker, per incuterle timore, mentre riposava sul letto, le appoggiava sul petto una pistola, poi rilevatasi una scacciacani, e le scattava una fotografia che successivamente le inoltrava su WhatsApp. Ancora dopo la fine della relazione l'uomo si è introdotto nella sua abitazione senza alcun permesso e le ha lasciato un bastone animato. L'8 novembre scorso, durante le operazioni di controllo documentale, il personale della Polizia di Frontiera presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari ha tratto in arresto SI, le sue iniziali, romeno di 35 anni. Sull'uomo, in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Londra, pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità moldave per frode e contrabbando, con una pena massima prevista di 10 anni di reclusione. Il rumeno, dopo le pratiche di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Gorizia, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Le forze dell'ordine hanno sanzionato 3 persone nel corso della notte per aver violato il coprifuoco notturno. In particolare, un uomo di 57 anni è stato anche denunciato perché si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta in via Puccini a Trieste e aveva nello zaino vari arnesi e attrezzi da scasso. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine. Il tutto è avvenuto verso le 22:30 dopo un controllo fatto dagli agenti della volante della questura. Complessivamente, nella giornata di ieri, nel capoluogo regionale, come riporta una nota della prefettura, sono state controllate 600 persone, di cui 25 dalle 22 alle 5 del mattino, e sono state fatte 6 sanzioni, di cui 3 durante le ore di coprifuoco e 3 durante la giornata a persone che erano prive di mascherine. Sono anche stati controllati 4 esercizi commerciali. Il consiglio direttivo dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha confermato Renzo Olivoni alla presidenza dell'associazione. Per l'allevatore di Merlana, affiancato alla vicepresidenza da Franco Baselli e Lino Mazzolini, è il terzo mandato consecutivo alla guida degli allevatori del Friuli Venezia Giulia. Una conferma naturalmente gradita, che lo stesso ha però intenzione di interpretare con senso prospettico, formando in questi 3 anni coloro che dalle sue mani e da quelle dei consiglieri più anziani nel prossimo futuro
riceveranno le redini dell'associazione. Perché noi, esordisce il Presidente, non siamo eterni e per questo abbiamo apportato nuova linfa al Consiglio direttivo, con ben metà dei consiglieri eletti che sono new entry. 7 su 13 sono infatti alla loro prima esperienza in Consiglio. Così è per Mauro Sain, Matteo Stefanutti, David Allegro, Lino Mazzolini, Moreno Caron, Riccardo Castellani e Nicolò Pancera di Zoppola, affiancati da consiglieri già in forza quali Baselli e Mazzolini, Matteo Delle Vedove, Gabriele Giacchetto, Agostino Listuzzi e Omar Marucelli. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.